Anche 14 poliziotti padovani tra gli agenti feriti durante la manifestazione a Bologna per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir, la denuncia dei sindacati di polizia. Minacce di morte in una lettera all'europarlamentare vicentina Alessandra Moretti del Partito Democratico. Io dice continuo a portare avanti il mio lavoro, solidarietà del mondo politico. È ufficiale il taglio di 2 milioni di fondi alla Biennale da parte della Commissione europea per il caso del padiglione Russia, la conferma da Pietrangelo Buttafuoco. Scoprono il cadavere di un uomo all'altezza di una chiusa nella Digetto, l'allarme di alcuni operai, il ritrovamento a Villanova del Ghebo, indagini su identità e caduta della morte. Per un campanello suonato per sbaglio si presenta alla porta con una katana a Padova, un 39enne denunciato dopo essersi introdotto nell'appartamento dei vicini. Momenti di terrore ieri sera a Marghera, dove un automobilista è stato improvvisamente aggredito in strada da uno squilibrato armato di coltello. A Mestre, per un convegno sulla semplificazione, il ministro Zangrillo annuncia la firma del nuovo contratto per i dipendenti degli enti locali a solo 6 mesi dall'ultimo. Siamo performanti anche sui salari, dice. Nella Basilica di San Zeno i funerali del mister che guidò l'Hellas allo storico scudetto del 1985, folla commossa, le lacrime dei giocatori di quella squadra indimenticabile da Galderisi a Fana. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, tanti fatti dei quali dobbiamo darvi conto in questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Prima però il sondaggio di Ring che torna anche per questo martedì sera con Ferdinando Avarino in studio. Vi chiediamo del caso Roggero e della Lega che è in pressing per modificare la norma sulla legittima difesa con il DDL Borghi che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione a un'aggressione a mano armata in casa o in un negozio, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura difensiva della condotta. Queste le testuali parole, una proposta che fa discutere anche nel centrodestra. E allora nel quesito di oggi vi chiediamo: cambiare la legittima difesa e consentire ogni reazione? Se sì, il numero è quello in verde, se no quello in rosso. L'esito questa sera con Ferdinando Avarino a Ring a partire dalle 20:45. E veniamo alla cronaca, perché ci sono anche 14 poliziotti padovani tra gli agenti feriti durante la manifestazione a Bologna per chiedere verità e giustizia per la morte del 42enne Abderrahim Fakir. Questa la denuncia dei sindacati di polizia. Doveva essere una manifestazione pacifica per chiedere verità e giustizia. La mobilitazione indetta dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, si era però presto trasformata in una lunga notte di guerriglia urbana nel cuore della città. La protesta organizzata dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica a Bologna durante un intervento di polizia, è degenerata in violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine davanti alla prefettura e alla questura. Bombe carta, pietre e bottiglie contro gli agenti, auto incendiate e negozi danneggiati hanno segnato le ore più tese della serata. Il bilancio della questura parla di 64 operatori delle forze dell'ordine feriti, con prognosi comprese tra i 3 e i 35 giorni. Tra questi anche 14 poliziotti del reparto mobile di Padova. Ferma la condanna dei sindacati di polizia. A Bologna sono evidenti le responsabilità delle istituzioni. I poliziotti non possono essere strumenti delle opposizioni. Scellerata la scelta di autorizzare ed indire una manifestazione contro i poliziotti, in attesa che i fatti vengano accertati. In occasioni come queste tutti dovrebbero tacere per consentire una serena disamina dei fatti accaduti. Ho sentito telefonicamente i colleghi presenti a Bologna ieri. I tafferugli violentissimi si sono protratti dalla sera fino alle 4 del mattino e il bilancio per la città è stato devastante. Le immagini raccolte dagli investigatori sono ora al vaglio per identificare i responsabili, alcuni dei quali sarebbero già stati individuati. Intanto la famiglia di Fakir prende le distanze dagli scontri. Oggi non consiglierei certo a mio figlio di intraprendere una carriera come questa. Troppo violente sono le piazze e troppo è la cattiveria che viene manifestata nei confronti delle forze dell'ordine. FSP esprime una forte vicinanza ai colleghi che hanno riportato feriti a Bologna ieri
e che con il loro sacrificio hanno consentito che non fossero poste in essere ancora più gravi conseguenze per tutti. Lettera di minacce indirizzata all'europarlamentare vicentina del Partito Democratico Alessandra Moretti, arriva la solidarietà del mondo politico e lei parla direttamente, dice: ho denunciato subito l'accaduto e continuo a portare avanti il mio lavoro. Queste le sue parole. Ho ricevuto nel mio ufficio di Bruxelles una lettera di minacce molto gravi di morte da un mittente sconosciuto, una lettera direi delirante. I motivi sarebbero quelli del mio impegno per i vaccini, per la tutela sanitaria, per i diritti umani, per la difesa dei diritti delle donne contro ogni forma di violenza. Ovviamente ho denunciato subito l'accaduto, come è giusto fare, e mi auguro adesso che la polizia faccia il suo mestiere. Nella lettera è legata anche una fotografia, ovviamente il personaggio non è riconoscibile, ma si vede che tiene un'arma in mano, un'arma che non è stata identificata. A raccontare il fatto è la stessa europarlamentare Dem, che ha immediatamente denunciato l'accaduto alle autorità competenti, lettera di cui gli inquirenti stanno cercando di risalire i responsabili. Chiaramente questi episodi non vanno mai derubricati ad atti goliardici, perché sono minacce pesanti, sono atti e gesti di violenza che però non mi intimoriscono. Io continuerò a portare avanti le mie battaglie, lo farò con la serietà, con l'impegno e con la determinazione di sempre, soprattutto le donne che rivestono ruoli politici e che si espongono con battaglie di un certo tipo. Io credo che debbano dare sempre il buon esempio. Tanti messaggi di solidarietà ricevuti dall'europarlamentare e dal mondo politico. Solidarietà totale ad Alessandra Moretti, come sempre la diamo a chi viene toccato, colpito da minacce gravi come in questo caso, a prescindere naturalmente dalle appartenenze politiche, dai percorsi personali, perché chi ha ruoli e incarichi non può essere minacciato per l'attività che fa. E Alessandra Moretti sarà ospite di Ferdinando Avarino questa sera a Ringa a partire dalle 20:45. C'è poi il caso biennale, nessun chiarimento, retromarcia. Nel pomeriggio l'Unione Europea ha confermato il taglio di 2 milioni di euro come finanziamento alla Biennale di Venezia a causa della presenza del padiglione della Russia alla 61esima edizione dell'Esposizione Internazionale d'Arte ai Giardini. A nulla sono valse le spiegazioni della Fondazione. Per la Commissione di Bruxelles la presenza della Russia non andava confermata, anzi avrebbe dovuto essere negata dalla Biennale. In risposta alla presenza della Russia è stato cancellato il finanziamento, uno schiaffo morale, anche se la prestigiosa istituzione culturale veneziana nell'ultima seduta del CDA ha già accantonato questo importo per coprire l'ammanco e quindi non avere ripercussioni nella propria attività e nei propri programmi. La cronaca, orrore questa mattina a Villanova del Ghebbo, siamo in Polesine per il macabro ritrovamento del cadavere di un uomo in corrispondenza di una chiusa nell'Adigetto. Sul posto carabinieri su M118 e vigili del fuoco a lanciare l'allarme il personale del consorzio di bonifica. Il recupero è stato curato dai vigili del fuoco con il personale del SU M118 che ha potuto constatare unicamente il decesso. Sul posto immediato l'intervento del personale dei Carabinieri con il nucleo specializzato nei rilievi di polizia scientifica. Indagini sono in corso a Villanova del Ghebbo per risalire l'identità della salma e per ricostruire i dettagli della morte. E si terranno a data da destinarsi i funerali di Alex Favaro, 24enne, trovato morto nelle acque del Musona. La Procura della Repubblica ha sospeso le esequie che si sarebbero dovute tenere nella giornata di ieri e questo per consentire lo svolgimento dell'autopsia. Non si esclude infatti la pista dell'omicidio. Si sarebbero dovuti tenere a Moniego, frazione di Noale, ma sono stati annullati. I funerali di Alex Favaro, 24enne trovato morto nelle acque del Musona a Milano dopo l'emergere di nuovi elementi investigativi. Alcuni testimoni hanno infatti riferito ai carabinieri di aver visto il giovane coinvolto in una lite con un gruppo di persone pochi giorni prima della sua scomparsa. Alla luce di queste informazioni, la Procura ha disposto l'autopsia per accertare le reali cause del decesso e verificare l'eventuale presenza di segni di violenza
violenza. È stato quindi revocato il nulla osta per la sepoltura e la salma è tornata a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli investigatori non escludono più che la morte possa essere collegata a un'aggressione o a una caduta non accidentale nel fiume. Abbiamo appreso che la Procura della Repubblica ha disposto l'autopsia sul corpo di Alex per far luce, speriamo definitivamente, su questa brutta vicenda. In questo momento di dolore tutti noi e tutta la comunità ci dobbiamo stringere attorno ai familiari a cui mandiamo un grosso abbraccio. Per un campanello suonato per sbaglio si presenta alla porta con una katana. È accaduto a Padova, dove un 39enne è stato denunciato dopo essersi introdotto nell'appartamento dei vicini. Un campanello scambiato per l'interruttore della luce scatena una reazione spropositata. È accaduto a Padova, dove un uomo è entrato in casa dei vicini con una katana. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, tutto è iniziato quando alcune ragazze, uscendo nel vano scale di un condominio nella zona nord di Padova, hanno suonato accidentalmente il campanello dell'appartamento sbagliato. Poco dopo il vicino, un cittadino cinese di 39 anni, si sarebbe introdotto nell'abitazione di una famiglia originaria del Bangladesh attraverso la porta rimasta aperta, impugnando una katana di 49 centimetri e cercando le giovani, che nel frattempo si erano rifugiate in una stanza. L'intervento dei familiari ha evitato conseguenze più gravi, costringendo l'uomo a rientrare nel proprio appartamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Padova, che hanno recuperato l'arma utilizzata e successivamente eseguito una perquisizione dell'abitazione. Nel corso del controllo sono state trovate altre 26 armi bianche, 2 katana, 5 spade e 19 pugnali, tutti custoditi all'interno di un ripostiglio. Dagli accertamenti è emerso che il 39enne non aveva alcun titolo per detenerle e non aveva mai denunciato il possesso. L'intero arsenale è stato quindi sequestrato. L'uomo è stato denunciato per violazione di domicilio, minaccia aggravata e possesso e detenzione abusiva di armi. Ora la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Momenti di terrore ieri sera a Marghera, dove un automobilista è stato improvvisamente aggredito in strada da uno squilibrato. Una serata di ordinaria follia ha rischiato di trasformarsi in tragedia in via Volta a Marghera, riaccendendo un'escalation di violenza e degrado che sembra oramai fuori controllo. Luca, questo automobilista di 55 anni, residente a Marghera, tra le 20 e le 20:30 è stato violentemente aggredito e minacciato di morte da un uomo di circa 50 anni, italiano del posto, affetto da gravi problemi psichici, che brandiva un grosso coltello da cucina e che, notando di essere osservato, si è scagliato improvvisamente contro la vettura sotto lo sguardo terrorizzato dell'automobilista e proprio mentre quest'ultimo stava segnalando agli agenti della locale la presenza del pericoloso individuo. Mi sono fermato e stavo segnalando alla polizia locale che c'era il soggetto, tra cui lui è venuto dopo di corsa, per fortuna ero chiuso sulla macchina, e cominciando davanti a maledirmi e minacciandomi di morte: ti ammazzo, ti sgosso, col coltello sbandando davanti il parabrezza, colpendo anche l'auto con i pugni e col coltello sul vetro. L'aggressore armato di coltello pare sia dedito a recarsi nelle ex colonne feline del posto per dare in realtà da mangiare a topi e pantegane. In quello stato di palese follia avrebbe tentato di scardinare con violenza i finestrini dell'auto per raggiungere il conducente. La cosa incredibile è che girava in bicicletta ma armato di coltello. Sì, un coltello lungo circa dei 30-25 cm di la lama, quelli della cucina, e con un bel spessore. L'episodio si inserisce in un contesto urbano di violenza in strada in cui il degrado e la frequenza dei reati violenti continuano a generare forte allarme sociale tra la cittadinanza ed è ancora ricoverata in osservazione in codice arancio con un grave trauma cranico la 60enne di via Fratelli Bandiera che poche ore prima insieme al marito era stata massacrata di pugni al volto da uno sconosciuto per un parcheggio sotto casa. Un mese fa, sempre qui in via Fratelli Bandiera, il drammatico caso dell'aiuto cuoco di origine bengalese di Venezia, Rakeb Kashem, aggredito a morte.
Maltempo e allerta gialla, ancora la provincia di Rovigo colpita nella mattinata dopo la violentissima grandinata di ieri su tutto il Polesine, ancora nubifragi e grandine di grosse dimensioni tra Lendinara e Villanova del Ghebbio con danni alle colture e disagi vari. Ritorniamo nel Padovano, dove è lutto nel mondo della politica, della Lega in particolare. È scomparsa all'età di 83 anni Mariella Mazzetto. Leghista della primissima ora, passionaria della politica, Mariella Mazzetto è stata una figura importante della politica padovana. L'ex parlamentare è morta all'età di 83 anni, laureata in pedagogia e insegnante, leghista da subito, tanto da essere eletta nel 1992 alla Camera dei Deputati. Nello stesso anno divenne anche consigliera comunale a Montagnana. Nel 1994, l'incarico più importante, divenne sottosegretaria per la pubblica istruzione nel primo governo Berlusconi. È stata anche consigliera comunale ad Abano Terme, poi nel 2004 fino al 2014 nel Consiglio Comunale di Padova e infine consigliera provinciale fino al 2017. Provocatrice con una grande capacità di animare il dibattito politico, celeberrima la sua foto del 2007 con un maiale fatto passeggiare nel terreno vicino ad un casolare comunale che si diceva destinato a diventare una moschea. A ricordarla oggi anche il leader della Lega Matteo Salvini. Ci lascia Mariella Mazzetto, una straordinaria leghista che ha servito con passione il Veneto e le istituzioni a tutti i livelli, distinguendosi per serietà, competenze e amore per il suo territorio, ha scritto il segretario nazionale del Carroccio. La notizia della scomparsa di Mariella Mazzetto è stata data dal presidente del Veneto Alberto Stefani. Ricordo Mariella per la sua simpatia, per la passione per la politica e per la gente e soprattutto per la sua capacità di fare squadra. Ci mancherà. Il ricordo dell'inizio politico di Mariella Mazzetto con Giampaolo Gobbo. Diciamo che la Mazzetto è stata praticamente introdotta alla politica proprio dalla Marin, la quale mi disse devi insegnarle a farla militante, quindi ricordo che alla sera la portavo in giro per le varie, diciamo, per le varie feste che si facevano della Lega e anche agli incontri politici. Tanti volti della Lega, anche i più giovani, che ricordano il suo impegno, commosso il ricordo di Roberto Marcato. Ci sono persone che conosci da sempre e che da sempre hanno dato passione, entusiasmo, partecipazione e ti sembra che queste persone debbano esistere per sempre. Mariella Mazzetto era una di queste. Era un'amica, era una militante della Lega, è stata la storia della Lega, è stata tanta roba. Fa buon viaggio Mariella. Un altro lutto ha colpito Padova con la morte di Aurora D'Agostino a 66 anni, avvocata e anima della sinistra movimentista. Libertà e diritti per Aurora D'Agostino, i valori di una vita che l'hanno sempre accompagnata nelle sue battaglie a fianco degli ultimi, delle donne, dei migranti. L'avvocata padovana si è spenta all'età di 66 anni, anima della sinistra, movimentista, co-segretaria nazionale dei giuristi democratici. Una vita spesa nelle aule di tribunale e nelle piazze a fianco delle battaglie dei centri sociali del nord-est. Da avvocata penalista aveva difeso per molti anni gli attivisti dei centri sociali e i disobbedienti, incluso il loro leader Luca Casarini, che la ricorda con un lungo post. Se penso ad un significato della parola combattente, penso a lei, determinata come chi ha impressa nel cuore una missione, stare dalla parte degli ultimi, scrive Casarini. Le foto dell'avvocata D'Agostino nei ricordi del centro sociale Pedro e di Non Una di Meno. Al centro Veneto Progetti Donna invece il ricordo nell'immagine di un quadro di un'attivista curda che lei aveva donato dal titolo Donna, Vita e Libertà. Una donna che ci ha veramente aperto la sua professionalità e ha donato appunto la sua professionalità alle tante donne che ci hanno chiesto aiuto, ma anche una donna che ci ha accompagnato nei processi in tribunale per i femminicidi che ci sono stati nel nostro territorio e ha chiesto sempre giustizia, mai vendetta ma sempre giustizia. Una vita di battaglie per i diritti civili a fianco delle donne e anche dai banchi del Consiglio Comunale con
come rappresentante dei Verdi durante uno dei mandati di Flavio Zanonato. Padova perde una donna di grande tenacia, ostinata, controcorrente, libera, che ha sempre perseguito la giustizia, scrive oggi il sindaco Sergio Giordani, e la ricordano commosse le consigliere di Coalizione Civica Marta Nalini e Chiara Gallani. Amava regalare libertà, era la sua missione, la sua gioia, sì, era quello che ripeteva sempre. Una comunità che ha perso un punto di riferimento importantissimo, c'è sempre stata per le donne, per le persone più deboli, per le persone in difficoltà, ma anche proprio per il dibattito pubblico, per portare avanti le idee, per far capire come qualcosa che può sembrare rabbia in realtà si può trasformare in attivismo, in azione. Aurora ha un punto di riferimento incredibile, una mamma che adorava la sua famiglia e suo figlio. L'addio ad Aurora D'Agostino si svolgerà giovedì 23 luglio alle 15 nella sala del commiato del Cimitero Maggiore di Padova. I temi del lavoro, il ministro Zangrillo questa mattina a Mestre ha annunciato la firma del nuovo contratto per i dipendenti degli enti locali. Firmato il nuovo contratto degli enti locali. Sono 24.000 i dipendenti coinvolti in Veneto. L'annuncio del ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Mestre, a margine del convegno sulla semplificazione che sta portando in tutta Italia, svoltosi all'M9. Un traguardo straordinario, perché voglio ricordarlo che l'ultimo contratto degli enti locali l'abbiamo firmato solo 6 mesi fa. Questo significa che in 6 mesi abbiamo firmato 2 contratti per il personale degli enti locali che gestiscono un periodo di 6 anni. 22, 24, 25 e 27. Per la prima volta nella storia repubblicana diciamo che dimostriamo di essere performanti anche dal punto di vista delle dinamiche salariali. 100 i milioni stanziati per ridurre il gap tra chi lavora negli enti locali e chi per l'amministrazione centrale. Semplificare è fondamentale, ha spiegato il ministro, ma tutto deve partire dall'ascolto dei cittadini, concetto ribadito dal primo cittadino. Al cittadino non interessano queste cose da dietro le quinte, al cittadino interessano le risposte. Il cittadino paga le tasse, partecipa alla vita cittadina, il cittadino è un imprenditore e si aspetta che quando pone un'istanza per aprire un negozio, per avere un servizio, per avere un documento, in qualche modo non inizi il rimpallo e competenza di quell'ufficio, non si deve rivolgere all'altra agenzia, cosa che molto spesso in Italia è avvenuto e avviene. Quindi serve un gran lavoro per in qualche modo rendere ancora più comunicanti le pubbliche amministrazioni e anche per premiare il merito. In tal senso il sistema DIME messo in campo da tempo dal Comune di Venezia, ha commentato il ministro, è un esempio. Al di là della simpatia dello slogan DIME, che in veneto, in veneziano vuol dire dimmi, no? E quindi di nuovo la preoccupazione di ascoltare la voce del cliente. Ecco, mi sembra che sia effettivamente l'approccio giusto, l'approccio culturalmente corretto per semplificare, cioè la pubblica amministrazione deve resistere alla tentazione di essere autoreferenziale, quindi di semplificare immaginandoci noi e cercando di intuire noi della pubblica amministrazione che cosa serve ai nostri utenti. È molto più banale, sarà anche molto più banale, ma è molto più semplice e molto più efficace chiederlo a loro e quindi chiedere alle persone, siano essi imprenditori che cittadini, che cosa vi fa star male, che cosa vi fa soffrire quando interagite con la pubblica amministrazione. La semplificazione amministrativa la chiedono imprese e camere di commercio che denunciano costi insostenibili. E ogni persona deve sborsare, brutalmente parlando, per riuscire a farsi delle pratiche che dovrebbero essere molto semplici, soprattutto in quella che è l'innovazione che oggi tramite il digitale e il tutto che potrebbe essere usato con facilità, in realtà diventa sempre più difficile da superare questa asticella che sembra una gara verso l'alto che non ha mai fine. Ricordiamoci sempre che la burocrazia è uno dei principali elementi della corruzione, perché a più porte devo bussare, più qualcuno mi chiede qualcosa. E invece se la porta è unica e la procedura è uguale per tutti, diventa più semplice e diventa una fonte di attrazione di investimenti. A Verona il lutto cittadino per il commosso addio Osvaldo Bagnoli, allenatore dello scudetto dell'Hellas nel 1985, in 2000 a San Zeno, i campioni di allora accanto al loro mister.
2 ali di folla, striscioni, occhi lucidi. Sul sagrato di San Zeno arriva il feretro di Osvaldo Bagnoli. Per l'addio all'allenatore che guidò il Verona allo scudetto, tifosi e campioni di allora tornano a incontrarsi. La commozione è doppia perché il ricordo va all'uomo e a quell'incredibile avventura e l'applauso nasce spontaneo dal cuore quando sulla scalinata si radunano i simboli del sogno giallo-blu: Galderisi, Di Gennaro, Elchi, Arfanna, Capitan Tricella e gli altri. Il feretro entra in chiesa seguito dai familiari, ci sono istituzioni, il calcio di allora e di oggi. Qualche istante prima che il rito inizi, sulla bara viene posata la sciarpa del Verona campione d'Italia. La parola di Dio non parla di stadi, di vittorie o sconfitte, dice Monsignor Domenico Pompili, vescovo di Verona, che celebra i funerali, ma di amore donato e ricevuto. Senza accorgersene, senza dirlo neppure a se stesso, Osvaldo è diventato non solo il padre dei suoi ragazzi, ma anche quello di una intera città. Il matrimonio con Rosanna, le figlie Francesca e Monica, da calciatore ad allenatore, sempre rimanendo umile in quella sua perfetta aderenza alla terra, ma con lo sguardo proiettato in avanti. E concludo con una celebre frase di Osvaldo: se cercate i ladri, sono di là. Sì. Così dicendo, Osvaldo indicava ironicamente lo spogliatoio della squadra avversaria, di cui non faremo il nome. La sua ironia asciutta si accendeva di colpo per il calcio, sempre in nome di quel senso di giustizia che aveva dentro. Camillo e Tina, i suoi nipoti, raccontano di quel nonno semplice, riservato e premuroso. Della sua carriera da allenatore, quando a cena o a pranzo in famiglia lo si portava faticosamente sull'argomento, diceva che la cosa più importante non era il talento, ma l'impegno. È commovente vedere così tante persone che si uniscono nel ricordo e nella celebrazione della vita di un uomo semplice e straordinario, umile e speciale, comune ed unico. Le parole per salutare Bagnoli, Capitan Tricella se le ha scritte su un foglietto. Lei ci ha migliorato e guidato con saggezza per anni, con il buon senso di un padre, cosa rara da trovare in questi tempi. Ed eccoci qui, ancora tutti insieme per l'ultimo saluto, con il cuore pesante, ma con lo stesso spirito giovane di allora, perché anche se diventati grandi ci sentiamo sempre i suoi ragazzi. Sono quei ragazzi del 1985 che accompagnano sul sagrato il feretro tra gli applausi della piazza. Viene suonato il silenzio, infine tocca ai tifosi salutare a modo loro il loro mister. Ed è tutto per questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.